Allora, riprende, questa è la terza parte della prima puntata del settimo ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo su Radio Cooperativa Padova che parla di salute mentale. Parliamo di riabilitazione, abbiamo con noi sempre il dottor Zanolini della ULSS 8 Berica, abbiamo parlato anche con Katia e tra un po' parleremo anche con Claudia Trevisan che è l'educatrice appunto del Centro Arcobaleno. Allora, dottor Zanolini, io volevo riprendere un po' il discorso perché volevo sottolineare un aspetto che secondo me è molto importante, che lei ha detto all'inizio quando ci ha introdotto su quello che è la riabilitazione. La riabilitazione è un percorso che viene fatto nei centri diurni, a Galzignano c'è questo bel centro diurno che mi sembra di capire funziona molto bene, e che parte un centro diurno dedicato a persone con un disagio psichiatrico grave che a causa di questo disagio psichiatrico grave hanno difficoltà in quelli che sono i tre ambiti, diciamo, vitali, insomma, che sono la socializzazione, il lavoro e l'abitare, e voi li aiutate in tutti questi tre ambiti. Abbiamo già detto, lei ce l'ha spiegato, come per voi è molto importante, lei parte dall'esperienza appunto che ha realizzato a Galzignano, il rapporto con l'ambiente esterno, con la rete e come sia meglio, dove è possibile naturalmente, che la persona che ha una malattia anche grave rimanga nel territorio, quindi rimanga o nella sua famiglia o comunque in un appartamento con dei costi che sono molto minori. E anche accennato al budget di salute, noi non lo riprendiamo più di tanto, abbiamo fatto una puntata sul budget di salute, io sono assolutamente d'accordo con lei sulla importanza di implementare e di utilizzare anche qui in Veneto uno strumento che in Emilia-Romagna è molto utilizzato ormai da anni con dei risultati decisamente soddisfacenti. Ecco, volevo ripartire dal discorso da cui eravamo partiti, che era il discorso del bisogno, cioè voi incontrate una persona che ha una malattia, importante, che l'ha portata a chiudersi spesso rispetto all'esterno, e la agganciate chiedendo a questa persona che bisogni hai, cioè che obiettivi hai, ecco. E, ehm, e su questa costruite, da quello che ho capito, un progetto riabilitativo personalizzato. Volevo che lei ci parlasse un po' di questo e poi dopo parliamo anche con Claudia con Claudia che è una educatrice, per sentire la sua esperienza proprio. Sì, è molto importante il concetto del progetto riabilitativo personalizzato. Ecco, sottolineo la parola personalizzato, perché spesso e volentieri si offrono dei pacchetti riabilitativi e i pacchetti riabilitativi sono molto generici. Il lavoro grosso che si fa all'inizio del nostro percorso è proprio individuare i bisogni della persona e i bisogni dei caregiver, cioè delle persone che gli sono vicine, delle persone che con lui vivono o convivono la stessa difficoltà. Perché da quei bisogni e soprattutto delle capacità anche residue che una persona può avere, si parte in un'ottica di positività. La riabilitazione, se fatta bene, lascia un po' da parte la sintomatologia negativa e tutto quello che è il comportamento, come dire, disfunzionale, ma punta all'inizio a qualificare le capacità. Talvolta sono molte, altre volte sono poche, però puntiamo su quelle. Una delle cose importanti che non ho detto prima sull'organizzazione nostra, ma che dovrebbe diventare anche un'organizzazione minima regionale, è che non possiamo più pensare a delle strutture semi-residenziali come i centri diurni come un posto retta, cioè un posto dove la persona va dal lunedì al venerdì per 8 ore, è come se andasse a fare un lavoro non pagato e non, come dire, retribuito, va a fare il paziente che va a fare riabilitazione. L'idea nostra e spero nuova regionale è che i posti di centro diurno sono dei moduli. Sono dei moduli che possono essere utilizzati nel corso della settimana anche da più persone, perché ogni persona ha un proprio percorso e ha dei moduli di intervento che viene fatto. Cioè è pensabile che una persona possa andare per un periodo della sua settimana a fare delle attività in centro diurno, ma che possa andare anche a fare un tirocinio di lavoro, che possa andare anche a far parte di una
attività di volontariato, che possa avere il tempo di stare a casa propria a farsi le pulizie, perché non necessariamente ci deve andare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16. Ci va a moduli. I moduli sono di mezza giornata, non sono neanche pensati di giornata intera. Io ci posso andare al centro diurno il lunedì mattina, il mercoledì pomeriggio e il giovedì mattina, perché ci sono delle insieme di attività che fanno parte del mio progetto. Magari in altri giorni ci vanno altre persone che hanno altri tipi di progetti. Questo è un concetto, come dire, complessivo di pensare a un percorso riabilitativo mirato sulla persona. E poi non dimentichiamo, l'ho detto prima, tutte le attività che vengono proposte devono avere una finalizzazione esterna. Se non hanno una finalizzazione esterna e non sono percepite come attività di interesse della persona, non sono efficaci. Ecco, questi sono i due punti fondamentali del progetto riabilitativo personalizzato. Dopo 3 mesi dall'ingresso in un centro diurno, l'equipe, la persona e la famiglia, a mio avviso, devono avere in mente lo step successivo e fermarsi a ragionare su qual è lo step successivo, perché altrimenti ci si accontenta spesso che una persona frequenti un posto, ci vada, ci stia magari bene e non si pensi all'evolutività. Ecco, un progetto terapeutico personalizzato ha sempre in testa un qualcosa dopo che deve andare oltre a quello che si è raggiunti. Magari in alcuni momenti non si raggiunge, magari in alcuni momenti si fa anche i passi indietro e occorre ridefinirlo, ma ci deve essere sempre una progettualità da pensare insieme. Ecco, questo è fondamentale. Sul tema del fatto che noi l'abbiamo realizzato qua e potrebbe essere esteso, è un po' un concetto delle linee guida regionali che mi auguro che a breve usciranno, cioè dei livelli di prestazione minimi garantiti per tutti in tutto il territorio. Faccio un esempio di una discussione che abbiamo avuto molto importante nel gruppo di lavoro. Un cittadino veneto ha diritto alla riabilitazione ovunque esso stia. Spesso e volentieri le persone che abitano in città o vicine ai centri diurni hanno più diritto alla riabilitazione di chi abita in situazioni di difficoltà. Magari in un paese isolato, in un paese lontano, eccetera. Abbiamo chiesto che la riorganizzazione dei centri diurni veneti garantisca la possibilità a tutti gli utenti di poter accedere ai centri diurni, il più possibile in maniera autonoma, ma se uno abita nel paesino, quel centro diurno deve garantire la possibilità di andare a prendere quella persona e di dargli lo stesso diritto che hanno gli altri, perché i diritti di riabilitazione psichiatrica lo devono avere tutti i cittadini veneti, anche se abitano sul cocuzzolo della montagna. Ecco, questo è uno degli elementi fondamentali. Sono assolutamente d'accordo, dottor Zanolini, non posso che sottoscrivere quello che lei sta dicendo. Senta, io volevo farle anche un'altra domanda, poi passo a Claudia, altrimenti abbiamo poco tempo anche per Claudia. C'è però un problema che io vedo spesso quando si parla di salute mentale, quando si parla di salute mentale in Italia ci si lamenta molto, purtroppo con delle buone ragioni, però ci sono anche delle eccezioni, ci sono delle strutture pubbliche che funzionano, che sono efficaci, eccetera. Però a me sembra purtroppo che questo è legato anche alla personalità delle dirigenti, cioè ci sono dei dirigenti che per una serie di ragioni forse sono anche fortunati, però io credo anche siano bravi, ecco, riescono ad organizzare le persone, a motivarle, a coinvolgere i familiari, no? Perché si tratta, lei prima ha fatto l'esempio di un familiare che evidentemente si fidava, le ha lasciato un appartamento perché lei era Zanolini, io ci sono alcuni psichiatri a cui non darei nemmeno un francobollo, insomma, con tutto il rispetto, per carità, senza offendere nessuno. Ma insomma, allora, c'è un problema anche di dirigenza e che fa la differenza, e qui c'è un tema forse molto più grande che è quello della selezione anche dei dirigenti che non so come si può risolvere, non so se il DGR certo non è in grado di risolverlo. La DGR, una breve battuta perché sennò potremmo fare una puntata su questa però la DGR punta a dare delle linee guida che funzionano un po' dappertutto. Questo dovrebbe in qualche maniera bilanciare il fatto che ci sono molte realtà molto efficaci in Veneto,
Però è vero, in questa realtà ci sono delle persone trainer e questo è un dato ineluttabile, no? In tutte le attività. Adesso usciamo dalla psichiatria e pensiamo alle aziende che hanno avuto il maggiore risultato efficacia. Qualcuno ha trainato, qualche azienda non riesce a galleggiare. C'è un problema nella formazione psichiatrica italiana. Nella scuola di psichiatria, nell'università di psicologia, io non ho notizia e traccia di riabilitazione psichiatrica. Nessuno si forma su questo. I pochi psichiatri che oggi escono dall'università vanno a fare ambulatorio o vanno a fare reparto. Raramente vengono formati su un percorso più olistico di progettualità complessiva sulla persona pensando alla riabilitazione. Gli studenti di psicologia che vengono a fare il tirocinio qui da noi scoprono un mondo che nessuno gli ha spiegato prima. Allora abbiamo un problema, secondo me, a monte, molto importante. La visione olistica della persona va costruita e insegnata anche nella formazione delle persone che poi si occuperanno delle persone con disagio psichico. Altrimenti usiamo la medicina e la psicologia per curare un pezzo e non per curare tutta la persona. E questo è uno dei rischi grossi che stiamo correndo nell'ottica della formazione scolastica, della formazione professionale oggi, delle persone che un domani, al posto di qualche dirigente che ha visto l'ospedale psichiatrico, ha visto tutta l'evoluzione dell'era post-Basaglia, ha costruito quello che c'era dall'ospedale psichiatrico al territorio, magari un domani va in pensione e questa cosa non viene tramandata, no, nel tempo a chi non ha fatto questa formazione e non ha avuto la possibilità di sperimentarla. Ecco, questa è la mia battuta. Va bene, grazie. Grazie, passiamo a Claudia. Mi dispiace, non abbiamo tantissimo tempo, però vi ringrazio veramente per i contributi che avete dato. Allora, Claudia, ecco, intanto volevo sapere più o meno qual è il suo ruolo all'interno del percorso riabilitativo. All'interno del percorso riabilitativo è quello di accompagnare i ragazzi nel loro percorso, dall'ingresso proprio al centro attraverso il primo contatto, che innanzitutto è la conoscenza, e poi accompagnarli in quello che sono le diverse attività che vengono organizzate all'interno del centro. Non è solo poi il contatto o la gestione stessa del laboratorio, ma anche poi il mantenere la relazione durante l'arco del tempo che il ragazzo, la persona trascorre qui al centro, che può essere sempre il contatto, chiacchierata che si fa davanti alla macchinetta del caffè, e il semplice chiacchierata durante la pausa pranzo che facciamo insieme. E è importante inoltre nello stare con i ragazzi anche all'interno dei laboratori. Per me è importante che il laboratorio sia un momento di benessere. I ragazzi devono entrare con uno stato emotivo X e devono uscire dal laboratorio che stiano emotivamente bene. Questo viene come si costruisce. Innanzitutto ci deve essere una progettualità dell'attività a monte, e poi all'interno dell'attività vengono proposti diversi esercizi, come si parlava prima di attività di evidence-based, quindi noi utilizziamo il problem solving, che è uno strumento che stiamo utilizzando che aiuta i ragazzi a prendere consapevolezza di come gestire nella realtà un problema, nelle sue mille sfaccettature. Poi tra le evidence-based abbiamo la illness management, che è un altro percorso più strutturato dove si parla di obiettivi, dove i ragazzi capiscono che cosa vuol dire prendersi in carico una situazione di disagio che può essere illness management dall'inglese penso che sia la gestione della malattia, insomma. Esatto, e noi attraverso questo percorso strutturato aiutiamo i ragazzi proprio tipo a gestire anche una relazione in famiglia, con gli amici, magari dicono io ho un problema anche legato a una dipendenza, io anche non riesco, ho difficoltà nel portare avanti un obiettivo, e attraverso questi strumenti noi li aiutiamo proprio a prendere coscienza di cosa vuol dire prendere in mano un problema, destrutturarlo per poi gestire in piccoli step e poi raggiungere quello che è l'obiettivo. Tra anche altre attività che poi noi riteniamo molto importanti sono anche quelle riabilitative di tipo cognitivo. Usiamo uno strumento usato molto anche nell'ambito sanitario che è il COCPAC, che non è altro Cos'è, scusi? Il COCPAC
È uno strumento che viene utilizzato all'interno del sistema sociosanitario, che è composto da esercizi che vanno a potenziare quelle che sono gli stili di apprendimento e tutte le funzioni esecutive. Quindi attenzione, osservazione, orientamento, alfabetizzazione, perché anche c'è da considerare che quando i ragazzi arrivano al centro, nelle loro difficoltà anche perdono il contatto con quella che è la lettura, e che è fondamentale nella gestione di tutte le problematicità. Senta, lei queste tecniche dove le ha imparate? Allora, formazione. Noi facciamo tanta formazione, Mm. io ho fatto formazione personale, formazione all'interno anche della struttura sociosanitaria. Ah, quindi è stato un percorso all'interno della ULSS, insomma 8, che Sì. dà degli strumenti. Senta, Pratici. lei ha cominciato a lavorare nella riabilitazione, non so, nel 2006 mi sembra, non mi ricordo, ho letto. Io ho cominciato nel 2016. 16, 2016. Esatto. Ecco. Che idea aveva prima della malattia mentale e se aveva delle idee e come è cambiata? All'inizio un po', sinceramente, ero un po' spaventata, nel senso, cioè, avevo tutta una preparazione personale, però ho detto sono all'altezza della situazione, perché comunque quando ho scelto di fare questa professione ho scelto, sì, è bella, però lavori prevalentemente inizialmente anche con la sofferenza. Ah, E, quindi la cosa che più la spaventava era la sofferenza di avere a che fare con persone con una sofferenza psichica. Con una esatto. sofferenza che è psichica, ma è decisamente una sofferenza. Sì. E dopo, entrando proprio anche al centro arcobaleno, per me è stato molto bello, interessante dire ok, c'è tanto da imparare perché i ragazzi hanno proprio un'evoluzione. Tante volte vedi i ragazzi che arrivano che non hanno alcun tipo di aspettativa, sono spenti, sono arrabbiati, sono tanto arrabbiati, oppure sono anche profondamente tristi, che all'inizio è difficile mantenere un contatto, è difficile motivarli e aiutarli ad automotivarsi. E invece nei Teener, attraverso tutto il lavoro di equipe, attraverso comunque una costante relazione con i ragazzi, i ragazzi in modo progressivo cominciano ad rimettersi in strada, quindi innanzitutto ad avere quelle che sono delle relazioni sane, positive, sanno che non sono più soli, perché tante volte ci arrivano qua che non hanno un punto di riferimento anche di amicizia, e qua diventa un punto di incontro. E da lì in modo progressivo poi iniziano i laboratori che li aiutano poi a crearsi quelle che sono poi le competenze che per i più giovani, ad esempio, li aiuterà poi ad entrare in quello che è il mondo del lavoro, attraverso prima la frequenza delle cooperative, poi i tirocini e poi anche in azienda stessa. Ho capito. Ci può fare un esempio di laboratorio? Cioè, che tipo di attività viene svolta nel laboratorio? Allora, ci sono diverse aree, nel senso che si parte da quello più pratico che è altamente importante comunque, perché anche lì i ragazzi imparano a gestirsi e a curare l'ambiente, che è quella, ad esempio, la manutenzione, che è la pulizia dell'ambiente, sistemazione degli ambienti comuni. Questo è uno che si fa su turnazione. Poi c'è il laboratorio di creatività, quindi abbiamo un laboratorio di cucito, dove vengono gestiti piccoli progetti, c'è il laboratorio anche di orto, dove i ragazzi gli stessi ti dicono: ma cosa ti serve fare l'attività di orto? I ragazzi stessi: a farmi meno seghe mentali. Questa è stata la risposta di uno dei nostri ragazzi. È stato Proprio molto brutale. perché è proprio con la pratica che allentano il pensiero, no? Sono pensieri hanno molti pensieri, quindi con la pratica loro riescono ad stabilizzare questi pensieri. Poi abbiamo, come diceva prima il dottor Zanolini, le attività di sport, quindi abbiamo il taekwondo, abbiamo il calcio camminato. Il Taekwondo, che è una disciplina. È una disciplina che ai ragazzi Disciplina. piace molto, esatto. Poi abbiamo i laboratori adesso che piace anche ai ragazzi, che è il blog che si sta trasformando, che si è trasformato in questa costruzione di un sito dove i ragazzi stessi stanno introducendo tutti
gli eventi, che cos'è il centro, che cosa si fa al centro, poi tutti gli eventi che vengono fatti qui al centro, che se avete voglia di consultare ci potete trovare su Va bene, dopo se ci dite anche cosa dobbiamo digitare per trovare. www.passasottolarco.it. Ah, passa sotto l'arco. Esatto, tutto attaccato. Va bene. Quindi se qualcuno vuol sapere un po' l'attività del centro diurno di Calzignano, può digitare www.passasottolarco, tutta una parola.it e troverà insomma delle notizie interessanti, e anche che ho capito è un sito che viene curato dagli stessi ragazzi che sono nel centro, quindi li aiuta anche a utilizzare l'informatica e avere Poi una tra comunicazione. Esatto, poi tra le altre attività abbiamo anche le attività sempre di rimedio cognitivo, che abbiamo anche, dove usiamo tantissimo il gioco in scatola, che per noi è importante perché lavora Il gioco in indirettamente. scatola è un'altra tecnica, è un po'... Già, perché lavora indirettamente sulla persona a 360 gradi e i ragazzi non se ne accorgono. Lavoriamo su dinamiche di problem solving, su autostima, organizzazione spaziale, osservazione, attenzione, saper creare strategie. Quindi indirettamente è uno strumento molto valido e dà ottimi risultati. Poi, ecco, poi usiamo anche dei momenti comunque di condivisione di scambio, che è il gruppo Filò, dove i ragazzi hanno la possibilità il gruppo filò, è come fare filò, insomma. sì, dove i ragazzi si raccontano e sono protagonisti anche lì in prima persona con le loro esperienze. Poi abbiamo anche un'attività di aggregazione anche il sabato sera, dove i ragazzi come punto di riferimento si trovano per andare a mangiare la pizza il sabato sera. Ecco. E questo è anche importante che venga promossa questa cosa. Senta, se mi volesse riassumere quali sono, un po' li ha accennati o li ho intuiti, insomma, quali sono gli aspetti che le piacciono del suo lavoro e quali sono le difficoltà che incontra? Il nostro lavoro è eterogeneo, nel senso che si va dalla relazione alla creazione dei laboratori, alla parte pratica. Si parte poi, si aiuta il ragazzo anche nella gestione di quello che è l'aspetto sanitario, si aiuta il ragazzo anche nella parte dell'inserimento lavorativo. E questa è una cosa che le piace, questa varietà di... Personalmente sì. Nelle difficoltà è quando lo trovo sinceramente un po' forse nei più giovani che si affacciano, no, nel mondo della riabilitazione, nella fase iniziale dove magari i ragazzi non vogliono o considerano anche la terapia farmacologica magari qualcosa di negativo, quando in realtà può essere, quando in realtà specialmente all'inizio è un aiuto che li aiuta anche a raggiungere quelli che sono gli obiettivi. Difficoltà quando, o più che altro difficoltà e dispiacere quando i ragazzi magari fanno un passetto indietro rispetto al percorso che stanno facendo. Immagino che voi siete coinvolti, insomma, perché riuscire a portare una persona a stare meglio ti dà una grande soddisfazione, no? Un po' il dottor Zanolini ha parlato di alcune situazioni che sono migliorate, quindi questo, come sempre, insomma, con chiunque fa star meglio una persona ha la soddisfazione, mentre quando la persona invece non riesci a portarla a un miglioramento, credo che ci sia una frustrazione, no? Vuol dire magari ripensare nel caso mio specifico per quanto riguarda magari le competenze che sono sempre riviste comunque all'interno dell'equipe, magari ripensare all'approccio, ripensare magari all'attività, ripensare un attimo al progetto del ragazzo perché magari quello che stiamo facendo in quel momento non è funzionale per lui. Certo, certo, bisogna sempre un po' rivedere le proprie cose. Va bene, io vi ringrazio moltissimo, è stato molto interessante questa trasmissione, io ho imparato, ho capito altre cose. Ecco, e volevo salutarvi, saluto allora il dottor Zanolini, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie Katia di aver
di averci raccontato la sua storia, insomma, e ancora tanti auguri per la sua vita futura, e grazie a Claudia Trevisan che ha partecipato anche lei, e buon lavoro a tutti, e a risentirci nella prossima puntata tra 15 giorni. Grazie. Grazie, arrivederci.